Al suo funerale, nel gennaio 1920, partecipò tutta Parigi e Lipchitz ne fece un calco del volto. A quello di Jean Bouterbe, sua modella ed amante, che dopo la morte per tisi di Amedeo si suicidò gettandosi dal quinto piano. Poche persone ed in spirito probabilmente l'amato. E dire che questo pittore adone, morente, parrebbe aver chiesto a Chaim Soutine di seguirlo nella morte per avere con sé il suo modello preferito, a cui dal 1913 era legato da affettuosa amicizia, dipingendolo travestito da donna o da maschietto. Una vita disordinata, stravagante, da pittore maledetto, come fu definito. Simile in questo a Van Gogh ed in una delle sue ultime opere, il ritratto di Diego Rivera, la pennellata a spirale, vorticosa, avvolgente la faccia a luna bianca ed ironica, è un omaggio ad uno degli artisti che ammirò per la sua capacità di avviluppare le masse essenziali, definendo i contorni plastici. Per quanto fosse inibito agli ebrei, lui lo era. Rappresentare figure umane, come peraltro Marc Chagall, ed i ritratti, in particolare i nudi femminili, questi furono la sua specialità e se ne potrebbe narrare l'opera seguendo le orme dell'impenitente Don Giovanni. L'Ebrea del 1907, una composizione dai forti contrasti di colore, bianco il volto, spigoloso e scuro il fondo con modulazioni cromatiche che staccano la figura e creano un movimento, fu una delle prime vendite ben riuscite al dottor Paul Alexander, tra i suoi primi ammiratori. Con il nudo doloroso, il fondo ricorda quello dell'Ebrea, ma il corpo si allunga, si plasma all'interno di linee ancora più sfumate, proprie dell'impressionismo. Nell'Amazzone del 1908, Modi esagera nella stilizzazione, irrigidendo la figura. Il mendicante di Livorno, frutto di una vacanza nel 1909 ed esposto al Salon des Indépendants nel 1910, pare essere un ripensamento, un ritorno all'antico e forse con l'azzurro sotto il bottone della giacca che non ci azzecca con la camicia nella parte alta, una scomposizione cesaniana. Espose anche il violoncellista e la linearità del volto, la curva esagerata del braccio, il contrasto dei colori caldi, il violoncello, il vero protagonista, e freddi, il grigio blu usato per prolungare la giacca, aprendolo ad una macchia di luce, lo ritroviamo nella sua ricerca plastica. Nell'estate del 1112 gli amici lo trovarono svenuto e lo spedirono alla madre a Livorno. Pallido, la testa rasa, affermava d'essere tornato per la torta di ceci e subito ordinò l'assenzio. Riprese a scolpire. Dopo la serie delle cariatidi, per le quali aveva usato il legno di travertine rubate nottetempo, cosa non si sa, certo in marmo o pietra tenera, che alla fine gettò, si dice, nel fosso degli olandesi. Non sorprende
che dei burloni, quasi 2 secoli dopo, finsero d'aver estratto dalle acque sculture che i critici faticarono a riconoscerne la falsità. La tecnica di Maudit è così semplice, sia nella pittura che nella scultura, da meritare il Guinness dei primati nelle imitazioni. Per inciso, l'ispirazione all'arte primitiva africana è talmente evidente da non richiedere sottolineature. Tornato a Parigi, chiuso in uno scantinato con una modella ed una bottiglia di cognac, oltre ad una serie di cariatidi, dipinse nudi. Ma è nel 1917 che si realizza la sua incoronazione. Andiamo tuttavia per gradi. Nel 1913 dipinge il mercante Chéron e si lega affettuosamente al giovane Chaim Soutine. Incontra Elvira, detta la Chic, una entranese di Montmartre, che gli sarà amante e modella. Volto ovale, capelli neri raccolti a crocchia, collo lungo e nel nudo esibisce la sua gioventù. Timida come una collegiale, trattiene la camicia all'altezza dell'inguine. Un soggetto perfetto per Amedeo, anche per la consuetudine comune a lei di abusare in alcol e droghe. Morirà eroicamente lei nella prima guerra mondiale, fucilata quale spia francese in Germania. Cosa poteva esserci in comune con Max Jacob? Li vediamo con Jacques Cocteau e André Salmon. Forse la curiosità per le scienze occulte? Certo, restarono lungamente amici. Dal 1914 al 1916 Modigliani convive con la poetessa Beatrice Hastings, colta, bella. Amava calzare incredibili cappelli e può aver ispirato Madame Pompadour del 1915, dove troviamo sfondi di comodo, lampi di luci misteriose ed un tratto scultoreo nell'immagine. Beatrice fu presto sostituita da Anna Zborowska, dal volto perfetto, allungato, occhi piccoli, ravvicinati al naso e collo sinuoso. Una scultura africana perfetta, quale modella. Moglie di Leopold, che si spese per far conoscere Maudit a mercanti e scrittori. Non ci è nota la modella del grande nudo, né di quello sdraiato sul cuscino. Certo è l'ispirazione ai nudi classici. Incontrò Jean Hébuterne, creatura dolcissima, e Maudit ritrova l'energia e l'equilibrio sentimentale. Dipinge a ritmo continuo e poiché è costretto a ritirare i suoi nudi da un'esposizione per offesa al pudore senza aver nulla venduto, ispirato dalla nuova musa, la dipinge con dignità borghese. Questa è la foto di Jean. Al secondo figlio Modigliani si impegna per iscritto. Era il 7 luglio 1919 a sposarla, appena pronti i documenti. E questa è Jean Modigliani, la figlia, che pazientemente ricostruì la storia del padre, delle sue opere. Madre e padre riposano assieme a Parigi, al cimitero di Père Lachaise.